Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. In questa puntata torniamo a parlare di aggettivi e torniamo a parlare dei gradi degli aggettivi. Ovviamente che un'altra puntata l'abbiamo dedicata a questo argomento, a chi però è su comparativo. Questa volta abbiamo il superlativo. Come in italiano, il sardo puro su superlativo può essere relativo o assoluto, che è relativo a qualche cosa, o assoluto, che è chi non tiene paragones. Vediamo diretto come si agede su superlativo relativo. Vediamo la costruzione grammaticale e poi naturalmente come sempre aghiamo so esempio. Tanto cominciamo dalla costruzione. Su relativo si agede goi l'articolo determinativo, pruso, prus, pruso, s'aggettivo. Come lo vediamo in una frase, in un esempio che comprendiamo. Torniamo a narrare articolo determinativo, pruso, aggettivo. Su prus mannu este Paolo. Su prus mannu este Paolo. Sa prus galana este Francisca. Vedendo se discomentamos atto, abbiamo usato due articoli determinativo, una su maschile e una su femminile, che concorda con su numero che si mornante, quindi su e sa. Abbiamo usato questa paragoletta prus in tutti e due i casi e poi abbiamo usato l'aggettivo che non serviva per dare una qualità a queste due espressioni che abbiamo montato. L'assoluto andiamo a vedere come. E potete essere atto in tre modi diversi. Allora vediamo prima la costruzione e poi abbiamo l'esempio. Tanto si può dare in questa maniera, semplicemente ripetendo due volte su stessi aggettivo. E possono essere tutti gli aggettivi che queremos, sino che questa è una possibilità infinita per avere su superlativo assoluto. E potete essere mannu mannu, bellu bellu, rusu rusu, artu artu, egalo altri colori, nicheddu nicheddu, bianco bianco. Poi vi prometto che una puntata la dedichiamo per imparare i numeri dei colori, che in sardo sono un poco diverso, certo, rispetto all'italiano. Poi, a parte ripetere due volte su un stessi aggettivo può avere su superlativo assoluto, si può agere per in un'altra maniera. S'aggettivo prusu aberu, mannu aberu, o aberu mannu, questa è la stessa cosa, artu aberu, aberu artu, o galu rusu aberu, o nicheddu aberu, o aberu nicheddu. Questo lo possiamo porre in posizione che queremo prima o dopo dell'aggettivo, serve a lo rafforzare, a lo rendere assoluto. Galu, su superlativo assoluto, si può agere con meda prusu s'aggettivo. Mannu meda o meda mannu, artu meda o meda artu, rusu meda o meda rusu. Rafforza da sempre come da prima a beru che abbiamo usato su altri esempi. Una curiosità a proposito del superlativo assoluto, questa è una forma che il sardo si usa a me da narrare su macco manno, che è che proprio è su un macco di tutto rispetto a chi è morfeddante. Andiamo a lamentare sempre che quando vi è un complemento partitivo e che risponde a questa domanda di te parte, di quale quantità, vi deve essere sempre, vi deve essere anticipato sempre della preposizione de, quando a voler spiegare bene.
Bachisantoni, desor frades suos, este super mannu. Bachisantoni este super mannu deit desor frades suos. Questo complemento partitivo è giusto a bollamentare e posamentare di usare questa piccola particella de. Questo de bosa ponau narada su chi è Bachisantoni. Come vedimos carchi curiosidade chi ligada questo aggettivo che ha morbido oe in qualche modo a sa discendenza latina di questo aggettivo. E proviamo a vedere che nessuno effettivamente ha barrauso de su latino. E vedimos qualcuno. Bonu, bona, è l'aggettivo de base. A suo relativo diventa da mensus. A suo superlativo può essere ottimo o ottima. Mannu o manna, a suo relativo diventa da maggiore o maggiore. Poi bisogna narrare le particolarità proprio di questo pronome relativo che viene da latino, che è maggiore o maggiore. A suo superlativo diventa da massimo massima. Malo, mala, che a suo relativo diventa da peuso, e a suo superlativo pessimo o pessima. Minore, plur minore, minimo, minima. Vogliamo che in sardo però, a differenza del latino e dell'italiano, minore chiede narrare solo piccolo, non chiede narrare altre cose, si usa da solo con questo significato. Non è che avesse bisogno per comprendere questo aggettivo che mornao come che loro declinei dirgo come te volevo già declinare ordeo rispetto a come te sono proveniente del latino, però è giusto una curiosità di poter narrare canto in del latino e canto effettivamente bindata a ripao. Poi io ho che una particolarità è questa dell'aggettivo relativo maggiore o maggiore, che in realtà sarda è a barrao solo in pochi casi. In pochi casi che accompagnano numeri de logos o de cose o de localidades. E proviamo a vedere qualche esempio in cui Galo è questo maggiore. Da due vidas, aidu maggiore e putto maggiore. Chi si può seguire a intendere questo maggiore che Galo abbarra de su latino. Poi lo potremmo accattare il suo nome di un monte di Tiesi che si muti di Monte Maggiore e Galo il suo nome di un nurache di Alghero che si narra da Nurache Maggiore. E per il suo nome di una via che ha in Nugoro, questo che ho questo Garibaldi, meda salumottiana la via Maggiore. Un'altra forma in cui possiamo accattare invece di maggiore maggiore è che in medarbita a sartare principale di una crisia è muttia sartare maggiore. Un'ultima curiosità che vi posso narrare a proposito di itenos è abbarrao i aggettivi che vengono del latino sicuramente vinda da infiniasa, però questa sta per una curiosità di un modo di narrare un aggettivo superlativo in latino e di prossima, che il sardo viene di usau accostau su nome di un animale, quando si narra da ebba prossima o de atteros o animale, un'erba che è prossima, ma si intende meda solo de ebba, bosamento, che è saimina de su caddo, e si narra da prossima quando este isettande uno prudereggio. Andiamo su che questo è un vezzo aggettivo latino che è barrao, usau poi in maniera diversa in sardo, però provieni da cui gai come l'ana studiau sardo di sar grammatica, sarda so studioso sardo.
in questa puntata abbiamo per vidu tantas poden essere formas de aggettivi, a parte questo de agere il grado desaggettivo, in questo caso superlativo, relativo, assoluto, abbiamo vidu per tantas curiosidades che vengono de gusta che è la lingua principale de noi veni su sardo, che è sul latino. Non ha da mancare sicuramente occasione in altre puntate di approfondire galo questo argomento de sua sicura, però come abbiamo visto questa e devo parlare su questa volta pure dando un appuntamento per una prossima puntata per imparare la lingua sarda.